La sua odissea è iniziata nel febbraio del 2013 con una diagnosi devastante che sconvolge tutta la sua vita. Io ho una disabilità al 100% dovuta a un sarcoma che mi divora gli organi dal 2013, considerata inoperabile dall'unità ospedaliera del Cafoncello di Treviso. Fiorella Gasparini è una forza della natura, il suo sorriso illumina Quindi tutto. dopo Lei non si arrende ad una sentenza ed inizia a cercare terapie alternative alla chemio. Si rivolge al Rizzoli di Bologna, viene sottoposta a degli interventi chirurgici, l'ultimo dei quali le permette di tornare in piedi, di camminare, ma soprattutto abbandona la terapia a base di oppiacei che le aveva creato non pochi problemi. Insomma, si riprende in mano la vita, quindi decide di acquistare una macchina con il cambio automatico. la mia gamba sinistra non è più la gamba di una volta e quindi ritengo opportuno anche avere un mezzo, tipo l'automobile, che mi permetta di non avere più la frizione e di avere un cambio automatico. Per poter ottenere le agevolazioni che le spettano deve fare la patente per i disabili. Passa alla prima commissione, poi arriva quella della Madonnina, dove fra l'altro ci racconta avevano già violato ogni mio diritto. Prima di arrivare alla disabilità del 100% riconosciuta dalle varie commissioni della Madonnina, sono stata sottoposta a essere denudata davanti impiegati semplici che fanno le fotocopie per vedere le cicatrici che sono nel mio corpo già dal 2013 dopo 5 interventi. Un'odissea assurda, Fiorella è sicura, forse troppo, e questo probabilmente indispettisce. Il risultato è questo, la dottoressa Sostiene che io sono disturbata mentalmente da sostanze stupefacenti. Faccio presente che non ne faccio più uso da dopo l'intervento, quindi si parla da luglio, che ho solo fatto uso di analgesici banali, la tachipirina, solo la tachipirina addirittura, non ho fatto uso di altro. Bene, questa niente dice che io ho delle turbe psichiche. Benissimo, chiedo di sottopormi a un esame del sangue. così da comprovare che non uso oppiacei. La risposta è un no. Insomma, a Fiorella non è rimasto che chiamare gli agenti della questura. Come se non bastasse, questa mattina è stata sottoposta ad una visita psichiatrica. Fiorella alle domande risponde così. Io sono qua perché sono drogata di vita e perché sono andata contro il sistema.